Sono 1 miliardo e 300 milioni, secondo i dati della FAO, le tonnellate di cibo che vengono buttate via ogni anno nel mondo, a fronte di 795 milioni di persone che soffrono la fame. Un contributo alla riduzione degli sprechi alimentari prenderà il via dal 1 agosto nel veneziano grazie al progetto RESA, Recupero Eccedenze, Scadenze Alimentari, nato da un'idea dell'Associazione Amici della Laguna e del Porto in collaborazione con Novotel e il Comune di Venezia. C'è uno spreco enorme di cibo e purtroppo non si riesce ancora a tutt'oggi ad arginarlo. Mercoledì mattina la firma del protocollo d'intesa tra le parti. Il progetto prevede che gli alimenti preparati e non distribuiti durante il servizio di ristorazione dell'albergo siano destinati a persone assistite dalla Fondazione Casa dell'Ospitalità, oppure in base alle richieste monitorate dall'associazione Corte del Forner. Questa potrebbe essere una piccola goccia in un mare più ampio dove far convenire in questo progetto sicuramente altri attori, altre attività commerciali, altri alberghi, altri ristoranti, perché no, chiunque abbia il piacere di aggiungersi è il benvenuto. Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti previste per legge. La speranza è che questo progetto possa ampliarsi ulteriormente. Un primo passo verso la sottoscrizione del patto per il cibo di Milano, che ha visto Venezia in prima fila insieme ad altri capitali europei. 2 anni fa a Milano firmai il patto per il cibo a Milano in occasione dell'Expo e manderemo domani questo progetto come buona pratica del Comune di Venezia a tutte le altre città aderenti al patto. Sono 150 città sparse in tutto il mondo e sono grandi città, Mosca, New York, Barcellona, Madrid. C'è davvero il mondo che saprà di questo progetto e insieme potrà darci una mano per rafforzarlo.